Buonasera al primo ospite del telegiornale, con noi Giuliano Fogliani, consigliere provinciale della Lega Nord, ovviamente in provincia di Venezia. Sì. Buonasera. Dunque parliamo di questa nuova città metropolitana. Voi siete, diciamo così, agli sgoccioli per quanto riguarda la vostra azione politica e amministrativa. La gente si chiede se questo nuovo ente che entrerà in funzione, se non erro, il 31 di dicembre del 2014 riuscirà così a mettersi ovviamente in azione nei confronti di quanto faceva prima la vecchia provincia. Mi riferisco per esempio alle materie di più stretta competenza provinciale come l'edilizia scolastica, la viabilità e via di seguito. Lei che ovviamente è in addirittura d'arrivo nei confronti del mandato, che cosa ne pensa di questo e soprattutto appunto i cittadini possono stare tranquilli secondo lei con l'arrivo di questo nuovo ente? Ma non è ancora stato formulato lo statuto di questo nuovo ente e secondo me i cittadini non possono stare tranquilli perché appunto siamo agli sgoccioli con questa chiusura di questa provincia. La provincia di Venezia si occupa ormai da anni di restauro delle scuole, degli edifici pubblici. In provincia di Venezia, faccio solo un esempio, ci sono 72 edifici scolastici che sono restaurati e monitorati dalla provincia. La provincia si occupa di viabilità, adesso si occupa di altre cose. Questo passaggio che ci sarà col tempo non ha un futuro, è buio. E quindi onestamente chi per motivi di lavoro o professionali si riferiva alla provincia e tutto quanto dovrà rivolgersi alla città metropolitana. Il mio più grosso dubbio è questo, che non capisco se le città della nostra provincia diventeranno delle municipalità, che non succeda questo, che io per mettere a posto un marciapiede a San Donà, da consigliere comunale di San Donà, devo prendere e andare a Venezia e dopo si allunga tutto l'iter per i cittadini. No, dico, figuriamoci quelli che magari abitano invece a Portogruaro, a Cinto Caomaggiore, se ovviamente riusciranno a così accorciare le distanze in questo senso. Il futuro è buio su questo nuovo organismo. Stiamo aspettando lo statuto, cercheremo di capire cosa succederà, comunque ci sarà un po' di caos sicuramente. Senta, ma i cittadini si chiedono anche questo, ma i dipendenti che lavoravano nell'ente provinciale, che fine faranno? Una bella domanda. Una bella domanda voglio dire, continueranno a lavorare ovviamente nella città metropolitana oppure no? Pare di sì, quindi il taglio dei costi dov'è? Il taglio dei costi è solamente nei riguardi dell'organo politico, ma dopo ci sarà una confusione immensa perché facciamo un esempio, c'è stato un passaggio dalla regione alla provincia 4-5 anni fa per le deleghe nel settore urbanistica, ci è voluto un po' di tempo, è stato gestito bene, ci è voluto un po' di tempo per arrivare a riformulare il tutto. Adesso che tutte le competenze della provincia passeranno alla città metropolitana ci vorranno anni per riprendersi. Bene, è stato chiarissimo. Grazie. Giuliano Fogliani, consigliere provinciale della Lega Nord, buonasera. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Continuiamo a parlare di crisi ed in particolar modo facciamo riferimento a quanto sta avvenendo con i trasporti a Venezia, lo dicevamo in apertura, giornata di caos, ma il problema, un altro dei problemi che riguardano proprio il settore dei trasporti è quello che riguarda appunto la crisi dell'ente ACTV con a rischio gli stipendi dei lavoratori pubblici a partire dal prossimo mese di settembre. Sentiamo tutti i dettagli.